Un'inedita composizione di Mazzini eseguita sulla sua stessa chitarra, una perla rara tra atmosfere risorgimentali nel servizio di Eliana Miraglia. Come poteva cominciare se non con l'Inno d'Italia, il concerto tenuto al Museo del Risorgimento a conclusione delle giornate mammeliane dalla Camerata Musicale Ligure con strumenti d'epoca tra cui la chitarra di Mazzini? E sì, perché il patriota genovese era anche un chitarrista. A quell'epoca l'arte della musica era molto diffusa e Genova è una città che amava molto la chitarra. Infatti Paganini era, oltre che ottimo evidentemente violinista, era anche un ottimo chitarrista, e quindi una chitarra, uno strumento che a Genova, la chitarra, molto amato. Quindi Mazzini presumibilmente avrà imparato a suonare la chitarra a Genova e quindi questa sua particolarità, così dire, questa sua compagna di avventura se l'è portata dietro. Nella scaletta del concerto, che è anche un CD dell'Ensemble Imperiese nel suo 25° anniversario, oltre a un ideale programma ricavato dalle lettere di Mazzini alla madre inviate da Londra nel 1841, anche in prima assoluta il canto delle Mandriane Bernesi, unico brano a noi pervenuto composto dallo stesso Mazzini. È un canto, come dire, dai forti sapori risorgimentali. Che cosa vuol dire? Che è un brano che ricorda un po' il primo Verdi, quindi, come dire, c'ha un andamento molto semplice come accompagnamento e un canto molto semplice, molto orecchiabile, però molto melanconico.